che ha veramente staccato un po' tutti e come previsto ha impiegato 22 e 54. 24 minuti. 22 e 54. 22 è un buon tempo da parte di Pagano, quindi un ritmo di 3 e 10, 3 15. Bravo. È un atleta non friulano anche questo. Non so io. Chi è? No, è la maglietta, non l'ho mai vista. Della? Ah, la Tisana! Ah, la Tisana! Non l'ho vista. L'ho visto quello là. Ecco Andrea, del CET. Ah, tu sei? Come sei? Chi sei tu? 4,50. Ah, Turolo, ecco, non ti ho conosciuto Turolo, scusa. Non ti ho visto con la maglietta nuova, non te l'ho mai visto con quella maglietta. Ecco perché era un po' che non ti vedevo. Ed ecco è arrivato il terzo, quindi del CET, Turolo, allora Pagano Turolo è del CET, no? Quindi poi abbiamo... Ed ecco la prima donna è Silvana Trampus, anche lei triestina con lo doppio passaporto italiano e australiano, ed ecco Silvana Trampus che è la vincitrice di questa prima edizione. Un applauso per Silvana Trampus, la maratoneta che ha partecipato ai mondiali di Ginevra, di Madrid. Ecco la seconda donna, pettorale 8,66. Quanti ne hai registrati? Ecco la seconda donna, è del gruppo Marcatori Gorizia. Adesso chiediamo chi è questa perché ed ecco la terza donna, che deve essere Casagranda, che praticamente si sta preparando per la maratona di Berlino. Ecco Gabriella terza e Gabri Casagranda della Libertà Sudine, e quindi prima atleta friulana.